Noi siamo principalmente qui anche per portare un'altra battaglia per quanto riguarda i disabili ed è quello legato al diritto all'abitare. Noi stiamo seguendo anche come sindacato delle situazioni che sono veramente assurde. Una disabile in carrozzina che perde la casa perché finisce il contratto e il padrone di casa non lo rinnova più, non ha più la possibilità di trovare un'abitazione. Perché? Perché non affittano, i padroni di casa non affittano le case a chi è disabile con la carrozzina, perché se c'è qualche problema poi diventa difficilissimo buttarla fuori. Ok, anche perché molto spesso comunque le case a Catania non sono neanche attrezzate per l'accoglienza dei disabili. Al di là di questo è anche vero, perché ci sono è inutile che ci siano tante scivole sui marciapiedi e le vie centrali, che poi basta andare anche in strutture pubbliche, che è impossibile per un disabile entrarci. Gli autobus nostri della MTS non è che sono attrezzati realmente per poter entrare una persona con la carrozzina dentro l'autobus, nemmeno gli autobus più moderni che noi abbiamo qui a Catania non c'è questa. Tutto sta poi alla sensibilità dell'autista che si deve fermare, deve aprire una scivola che c'è predisposta, fare salire questo disabile e poi farlo riscendere di nuovo. Però, ritornando a quello che dicevo prima, il problema centrale per quanto riguarda il discorso dell'abitare è un disastro per tutta la popolazione che ha questa problematica, ma per i disabili diventa ancora di più pericoloso perché non c'è nessuna prospettiva. Se noi già abbiamo un problema per viaggiare nella ZTL per i disabili, il problema dell'abitare diventa una cosa mostruosa. Noi chiediamo due cose subito al sindaco, perché il sindaco è a chi ci dobbiamo rivolgere. Dal 2015 esiste un regolamento che prevede la figura del garante per il diritto dei disabili. Siamo nel 2024, sono passate un sacco di amministrazioni comunali, ma questo benedetto garante per i diritti dei disabili a Catania ancora non esiste. La seconda richiesta corrisponde a questo. Dobbiamo necessariamente bloccare gli sfratti nei confronti dei disabili che non hanno la possibilità di trovare casa, o perché non hanno reddito, perché poi ci sono delle pensioni che sono veramente assurde, o perché è finito il contratto di locazione e non riescono a trovare un'altra abitazione. Allora, in questo caso verranno sfrattate. Un disabile, se già è difficile, assurdo, per una persona che non è disabile trovare un'abitazione, e infatti vediamo quante persone dormono per strada a Catania e non sono tutte quante persone per scelta, e ci sono tantissime cittadine e cittadini catanesi che dormono per strada. Signor Sindaco, questo noi lo ricordiamo ogni volta che lo possiamo, quindi bloccare gli sfratti per quanto riguarda queste persone. E se no veramente come si fa a parlare poi di difesa dei deboli? In effetti Catania corrisponde a quello che noi stiamo vivendo, una società dove vige, comanda il profitto e tutto il resto è aria fritta.